La legge federale davart la riforma fiscala e la finanziazione della AVS schlia dus problems urgents. Primo, sta la Svizzera adattar l'imposizione da taglias sin interpresas perché quella corrispondia alle pretensioni internazionali e perché la Svizzera restia competitiva. Secondo, porta la legge da pli entradas alla AVS. La AVS ha non da mai problems finanzials ad ina pli gronds. Contro questa legge si vegni faci in referendum. Da chiesa tracti in dettagli. L'anno 2017 hai da una votazione davanti dus proiects che volevano schliar questi dus problems. Tuts dus, la riforma dell'imposizione da taglias in interpresas trais e la prevenzione da vegliadecina 2020 en vegnits refusats. Sin quai han il Cussegl federale del Parlament elaborà una nuova legge. Ella collia ils giavischs e contegna una riforma fiscale ed una finanziazione supplementare per la AVS. La finamira è un sistema fiscal competitivo ed il rinforzamento della AVS. L'emprima parte del progetto prevede d'abolir ils avantags fiscals actuals per firmas che han orvant tut activas sin plaun internazional. Quai è necessari per quai che questi avantags ne corrispondono becpli alle pretensioni internazionali. En il futuro vengono a valere le medemas reglas per tutte le imprese in Svizzera. Perché la Svizzera resti attrattiva sco plazza economica, venissero introdotte riduzioni da taglia acceptate internazionalmente. Questi vantaggi fiscali survenissero tutte le imprese che investono in la perscrutazione e nel sviluppo. La finale prevede la riforma che azionarias ed azionaris ston pagar taglias pli autas sin dividendas. La riforma vinis realizzata oravant tut en ils cantons. Blers cantons planiseschan da riducir las taglias per interpresas. A curta vista risultassan dalla riforma fiscala entradas pli bassas per la Confederazione e per ils cantons. Isa tracta de var 2 miliardas francs per an. Las consequences precisas dependen però da blers factors. Per esempio dal fatg che ils cantons realiseschan la riforma o che las interpresas reageschan sin ella. A lunga vista pudessen tenor il studi dall'amministrazione federale d'Italia si sunt risultar entradas pli autas compareglia con oz. La seconda parte del progetto prevede che la AVS survegn 2 miliardas francs da pli minchon. Quai è necessari per quai che las entradas della AVS na bastan già oz bec pli per covrir las expenses. Oltre da quai contangen anadas con bleras nasciences la vegliadecina da pensione ils proxims ons. Per la finanziazione vegnissen augmentadas las deduczions da salari per 0,3%. Per meli francs salari corrisponde quai ad 1 franc e mezz per patron e per lavorant. Quai fis l'emprim augment della contribuzione alla AVS da pi 40 ons. Supplementarmein augmentas la Confederazione sia contribuzione alla AVS per 800 milions francs per an. La legge ven combattida da differents comités. L'in argumentescha chi s'attractia din engion fiscal scogiata la riforma dell'imposizione da taglia sin interpresas trais. La popolazione stoppia a pagar ils regals fiscals alle interpresas. Il progetto cagiunia perditas da miliardas per la Confederazione, per ils cantons e per las vischnancas. Da quai resultian mesiras da spargn per la formazione per las canortas e per la cira. L'auter comitè è dell'avvis che la coliazione dels dus projects saia in affront envers la democrazia. La riforma impedescia una votazione non falsificata. E l'agit finanzial per la AVS tiria legliada davent de riformas structurales urgentamain necessarias. Ord vista del Cussegl federal e del Parlament è la legge davart la riforma fiscale e la finanziazione della AVS in buon compromiss, dal qual profitano la popolazione e l'economia. La riforma sciafescia condizioni attrattive per tutte le imprese in Svizzera. Ella promuove l'innovazione e piazze di lavoro segiras. Las 2 miliardas francs per an saien una contribuzione importante per garantire le rentas. La AVS dovria svelt da pli daners. Per questi motivi raccomandano il Cussegl federale e il Parlament d'accettare il progetto.